Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per la 13ª giornata del campionato di promozione Girone B. Scendono in campo Nuorese e Santa Giusta. Squadre al centro del campo. A dirigere le operazioni di gioco sarà il signor Marco Piras della sezione di Alghero, ad aiutarlo nel compito i signori Luca Casula di Carbonia e Luca Carboni di Ozieri. Andiamo a passare rapidamente in rassegna le formazioni, poi presenteremo il match. Santa Giusta è in campo con Parisi, Piras, Pibiri, Dayawa, Fernandez, Jesu, Corona, Caballero, Tedesco, Pavcic e Zonca. A disposizione di mister Nicola Lampis abbiamo Pinna, Luzzu, Cau, Sardula con i Miscali, Sirlini e Garau. La risposta della Nuorese affidata a Ruggio Rivera, Puddu, Stefano De Murtas, Leonel Manfredi, Emerson, Steri, Franco Ruggeri, Passalenti, Alessio De Murtas e Piredda. A disposizione di mister Nicola Ruggeri che sostituisce Luca Rusani in panchina abbiamo Emiliano Manfredi, Moro, Pittirra, Aru, Brundu, Cocco e Mauro Ruggeri. Nuorese sistemata sulla metà campo di sinistra nel classico verde azzurro, in nero con inserti numerazione gialli il Santa Giusta che appunto attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione in questo primo tempo. Siamo praticamente pronti a iniziare, ultimi cenni di intesa tra arbitro e assistenti e poi sarà Nuorese Santa Giusta, 13ª giornata, la capolista Nuorese affronta sul suo campo i lagunari. Nuorese prima con 26 punti, 12° il Santa Giusta con 15 punti. Abbiamo potuto vedere una novità, il sostegno per il pallone all'inizio della partita offerto dalla Tirso, sponsor della Nuorese. Intanto giocatori che si dispongono per il minuto di silenzio per onorare la memoria di Antonio Giuliano, ex calciatore del Napoli e della Nazionale e dirigente di lungo corso del club partenopeo. A lui si deve, almeno così si dice, l'arrivo di Diego Maradona nell'estate dell'84. Ecco il minuto di silenzio. Anche lo stadio Frogheri onora la memoria di Antonio Giuliano, calciatore del Napoli e della nazionale italiana, campione d'Europa nel 1968, poi una lunga carriera da dirigente del club partenopeo con una chiusura anche in panchina verso il finire dell'era Ferlaino. Antonio Giuliano aveva occupato la panchina del Napoli insieme a Vincenzo Montefusco, non certo gli anni migliori della stagione del club partenopeo sotto la guida del presidente Corrado Ferlaino, a cui però Giuliano ha dato un significativo contributo portando nell'estate del 1984 quello che a detta di tanti è il giocatore più forte della storia del calcio, comunque uno dei migliori, ossia Diego Armando Maradona. Tanto ultimi cenni di intesa per la terna arbitrale, tra poco arriverà il calcio d'inizio di questo Nuorese Santa Giusta. Sul pallone Alessandro Steri per la battuta del kick-off di questo incontro della 13ª giornata che arriva in questo momento. Steri gioca subito su Stefano De Murtas, da questi a Franco Ruggeri. Nuorese che oggi deve fare a meno di Andrea Peana, piedato dal giudice sportivo per un turno. Ha stretto al centro della difesa Leonel Manfredi vicino a Emerson, qui Passalenti, cerca lo scambio con Steri, libera la difesa del Santa Giusta. Rimessa laterale per la Nuorese sul pallone Nacho Rivera. Osserva il piazzamento dei compagni Rivera, scambia a corto con Passalenti, quindi ancora Rivera, il contrasto con Caballero che mette subito in movimento Pibiri. Da Pibiri
all'indietro per il numero 8 Daiava, fermato. Attenzione perché la Nuorese recupera un ottimo pallone con Piredda che si invola verso l'area di rigore, il sinistro di Piredda debole, blocca Parisi. Aveva recuperato palla Puddu e aveva poi messo in condizione Piredda di poter andare alla battuta con il sinistro. Subito un'occasione per la Nuorese quando stiamo entrando nel secondo minuto di gioco qui al Franco Frogheri. Qui Jesu prova a proteggere il pallone su Rivera, arriva in chiusura almeno per un attimo Franco Ruggeri, ma recupera il Santa Giusta con Davide Piras che sbaglia l'apertura, che viene intercettata da Puddu, che gioca all'indietro su Leonel Manfredi, solitamente esterno sinistro di difesa nello scacchiere di mister Luca Rosani, oggi stretto al centro per ovviare a quella che è l'assenza di Andrea Peana. Tanto fermato il numero 3 Puddu in fallo laterale, Puddu scambia subito con Alessio De Murtas, ancora De Murtas per Puddu sul settore di sinistra, gioca all'indietro Puddu per Leonel Manfredi, da questi ad Emerson, c'è la pressione di Pibiri, Emerson deve sbarazzarsi del pallone. Non c'è ovviamente precisione in questa apertura per Rivera, era un po' sotto pressione il giocatore brasiliano. Rimessa laterale per il Santa Giusta con Zonca che va a scambiare con Daiava, pressato da due giocatori della Nuorese. Steri porta via il pallone, poi prova a uscire palla al piede Steri, subisce fallo il centrocampista ex Budoni e Villa Cidrese. Calcio di punizione in favore della Nuorese con Emerson che manovra dalle retrovie, scambia con Stefano De Murtas, l'ultimo arrivo in casa verde-azzurra, aveva già esordito nella gara del Basilio Cano a Senoli. Intanto Rivera scambia con Piredda, ancora Rivera che si è accentrato, gioca a sinistra su Alessio De Murtas, un po' lungo questo pallone, De Murtas deve impegnarsi per recuperarlo, non ci riesce. Chiude il Santa Giusta con Emiliano Fernandez sul settore di destra alla battuta di questa rimessa laterale, gioca corto a cercare Caballero, porta a palla il giocatore del Santa Giusta, ma c'è la chiusura con il tiro dalla distanza di Alessio De Murtas, palla sul fondo, ci prova ancora la Nuorese quando siamo al quarto minuto. Ha provato Alessio De Murtas dalla distanza dopo un buon pallone recuperato da Agustin Passalenti. Parte dal basso il Santa Giusta con Pavcic, scambio con Caballero, rischia qualcosa la squadra lagunare nel disimpegnare questo pallone, quindi Jesu protegge palla, viene chiuso dall'intervento di Stefano De Murtas, quindi Puddu, ancora Nuorese in possesso con Leonel Manfredi che gioca in orizzontale per Emerson, da Emerson a numero 8 Franco Ruggeri, quindi Manfredi, ancora Emerson, osserva il piazzamento dei compagni, la tagliata di Emerson a cercare Steri in anticipo, esce su di lui Parisi e ci sarà calcio di rigore. La grande intuizione di Emerson, ma la lettura dell'azione di Alessandro Steri che si è infilato tra le linee, finito a terra Steri, toccato duro da Parisi, chiamato l'intervento dalla panchina, ci sarà calcio di rigore comunque in favore della Nuorese quando siamo al quinto minuto di gioco. Subito la grande occasione per i verde-azzurri per sbloccare la partita, intanto è rimasta a terra Steri. Tra le scelte di mister Rusani oggi l'esclusione del capitano Fabio Cocco, che era andato sul dischetto nelle ultime occasioni contro il Coghinas e il Bonorva senza riuscire ad andare a segno, quindi Nuorese che oggi andrà con un altro rigorista, non particolarmente fortunata e nemmeno lucida la squadra verde-azzurra in questo avvio di campionato dal dischetto. Tanto il pallone viene preso da Piredda, probabilmente sarà il numero 11 ad andare alla battuta di questo calcio di rigore, così è, sta andando verso il dischetto Piredda, poi si ferma. Tanto si rialza Steri che ha conquistato questo calcio di rigore, la geniale imbucata di Emerson, ma ottimo anche il movimento del centrocampista verde-azzurro che è sbucato alle spalle della difesa del Santa Giusta. Dunque sarà calcio di rigore con Andrea Piredda contro Lorenzo Piras, primo importante duello di questa gara. Tanto Steri ha abbandonato il campo, vediamo se solo momentaneamente.
mentre attendiamo il fischio del signor Marco Piras di Alghero. Piredda prende la rincorsa. Piredda spiazza Piras e al 7° minuto la Nuorese è passata in vantaggio. La sblocca Andrea Piredda al suo 7° centro stagionale. 1-0 Nuorese. Il gol di Andrea Piredda su calcio di rigore. Cambia subito il risultato qui al Franco Frogheri e avanti la capolista con il gol di Andrea Piredda. Santa Giusta ha chiamato la reazione, intanto Steri accelera il passo, niente di grave per il giocatore che, procurato il calcio di rigore trasformato da Piredda, e che sta determinando il vantaggio della Nuorese. Santa Giusta quindi costretto subito a reagire, a fare la partita. Qui Daiava gioca all'indietro su Fernandez, ancora Daiava sul cerchio di centrocampo, lo scambio con Jesu, pallone in avanti intercettato dal numero 6 Leonel Manfredi, ma ancora Santa Giusta che alimenta l'azione con Pibiri che guadagna una rimessa laterale. Da Pibiri a Daiava, protegge Daiava sull'intervento di De Murtas, sbaglia la misura del passaggio e regala la rimessa laterale alla Nuorese. Sul pallone Silvio Puddu. Uno in avanti per Piredda, prova a far proseguire per De Murtas, ma c'è il fischio dell'arbitro per una spinta dell'attaccante Scuola Puri e Forti. A calcio di punizione in favore del Santa Giusta con Pavcic sul pallone. Pavcic spedisce il pallone in avanti, intercettato da Leonel Manfredi, quindi la mette giù, passa lenti, prova il dialogo con Piredda, poi interviene anche De Murtas, quindi Ruggeri per Puddu, all'indietro per Leonel Manfredi che apre a destra dove c'è Nacho Rivera, perfetto lo stop del giocatore argentino che poi fa proseguire per Steri, il velo di Steri a cercare Piredda che contende il pallone al capitano del Santa Giusta, Michael Corona, che lascia scorrere in out, rimessa laterale in favore della squadra ospite. Qui Jesu pressato da Emerson, pallone cash, la rimessa sarà ancora per il Santa Giusta. Sul pallone arriva Diego Caballero che lascia a Zonca. Zonca ancora su Caballero, tentativo di dialogo con Jesu, chiuso dall'intervento di Passalenti, sarà rimessa laterale, finisce a terra Jesu, toccato duro, Passalenti ha toccato prima il pallone, forse anche la gamba del numero 10 della Santa Giusta. Qui Rivera di testa, ancora Jesu che prova ad alimentare l'azione d'attacco ma interviene De Murtas, quindi è Alessio De Murtas che porta palla sulla metà campo avversaria, l'apertura di esterno a cercare Piredda che prende il tempo a Zonca. Piredda può giocare all'indietro su Steri, non perfetta la misura del passaggio, Steri poi gioca su De Murtas, da De Murtas ad Alessio De Murtas, quindi ancora Steri, Alessio De Murtas, il tentativo di servizio, anzi si trattava di Passalenti, il tentativo di servizio per Stefano De Murtas è impreciso, palla che finisce in out, sarà rimessa per il Santa Giusta. 10° minuto in corso al Franco Frogheri di Nuoro, si fanno sentire in curva anche i tifosi organizzati della Nuorese che da 3 minuti conduce per 1-0 in virtù del gol realizzato da Andrea Piredda al 7° su calcio di rigore. Tanto Daiava pressato, gli ruba palla Franco Ruggeri con l'aiuto di Alessio De Murtas, quindi Manfredi gioca a sinistra su Puddu, deve arretrare Puddu per conquistare questo pallone, lo gioca su Stefano De Murtas in posizione di playmaker, all'indietro per Emerson, altro lancio lungo di Emerson, prova a farsi vedere tra le linee Piredda, stavolta è attento Corona che anticipa l'attaccante della Nuorese, mette il pallone in out, sarà rimessa laterale in favore della Nuorese. Stefano De Murtas osserva il piazzamento dei compagni, poi apre a sinistra dove c'è Puddu, mette a terra il pallone Puddu,
scambia con Franco Ruggeri, Puddu prova ad addomesticare un pallone non semplice, interviene Emiliano Fernandez che poi gioca su Pavcic che rinvia a lungo, ma è ancora la Nuorese in possesso palla con Stefano De Murtas che gioca all'indietro su Manfredi. Da Manfredi ancora a De Murtas, in avanti per Puddu, la sterzata di Puddu che gioca centralmente su Franco Ruggeri, c'è la pressione di Piras, Ruggeri si rifugia da Stefano De Murtas, quindi Puddu, il stop a seguire Puddu, fa una ottima azione, qui converge Puddu, poi prova l'apertura, tocca il pallone Caballero, poi tenta il tiro Puddu, non c'è né forza né precisione nella conclusione del numero 3, apprezzabile comunque il tentativo che finisce sul fondo, sarà rimessa per il Santa Giusta, avvio di chiara marca verde-azzurra in questi primi 12 minuti. Oltre al gol anche un paio di tentativi per la Nuorese, non pervenuto il Santa Giusta per ora dalle parti di Ruggiu, qui l'anticipo pulito di Manfredi su Jesu, ancora Nuorese in possesso palla, Manfredi gioca all'indietro su Emerson che lascia Ruggiu, Ruggiu tocca corto sul centrale brasiliano, oggi capitano della Nuorese, Stefano De Murtas a sinistra per Puddu, si ferma Puddu, gioca ancora su Stefano De Murtas, all'indietro dove c'è Manfredi, dietro per Ruggiu, prova a salire il Santa Giusta, un piccolo accenno di pressione da parte della squadra di Mister Lampis, intanto c'è questo lancio in profondità, Pavcic anticipa Piredda, subentra nell'azione o prova a farlo Puddu, fermato Jesu, prova a lanciare il contropiede del Santa Giusta ma fa buona guardia Stefano De Murtas, attenzione al suo passaggio che però diventa un invito per Pibiri, e attento Rivera in chiusura, mette in fallo laterale stesso Pibiri sulla linea dell'out, lascia a Fernandez il compito di andare alla battuta di questo fallo laterale, porta qualche uomo in avanti il Santa Giusta, Fernandez gioca corto su Piras, ancora Fernandez, la sua apertura con il sinistro, prende in controtempo Jesu, anche Rivera che poi rimedia in qualche modo spedendo il pallone in avanti, Zonca prova ad alimentare l'azione, c'è il tocco di Steri, sarà rimessa laterale in favore del Santa Giusta, c'è Zonca sul pallone, Zonca scambia con Piras, scambio che però non si chiude, Steri mette il pallone in avanti dove c'è Piredda, il duello con Corona, palla che esce, la rimessa è verde-azzurra con Rivera che a piccoli passi si avvicina al punto di battuta. Rivera prova a servire Piredda, l'intervento duro del numero 4 Caballero su Piredda, sarà calcio di punizione in favore della Nuorese, era arrivato in anticipo Andrea Piredda, si chiarisce con il suo avversario, mentre Emerson va a sistemare il pallone, vediamo se il brasiliano cercherà direttamente la porta di Parisi oppure metterà un pallone al centro. Nel frattempo sono venuti avanti alcuni saltatori dalle retrovie, in primis Leonel Manfredi, quasi tutta la Nuorese attacca l'area di rigore a eccezione di Steri. Nel fischio dell'arbitro c'è la battuta di Emerson corta a cercare Alessio De Murtas, di prima intenzione spedisce alto sopra la traversa, buona l'idea, meno l'esecuzione. Altra occasione per la Nuorese quando siamo al 16° minuto al Franco Frogheri, con i verde-azzurri avanti per una rete a 0. Qui Pavcic lancia in avanti dove c'è Jesu, scavalcato dal pallone, ci arriva Rivera, c'è Ruggiu che offre l'appoggio,
quindi Leonel Manfredi. Manfredi gioca corto su De Murtas. De Murtas lancia in avanti per Alessio De Murtas, che prova a prendere il tempo a Pavcic, che non si fa sorprendere, mette il pallone in fallo laterale. Il centrale del Santa Giusta sarà rimessa in favore della Nuorese in zona d'attacco. La battuta a Puddu. Puddu gioca su Stefano De Murtas, prova a far passare il pallone De Murtas, in anticipo Pavcic che rischia qualcosa sulla pressione dei giocatori della Nuorese, poi Fernandez spedisce in avanti il colpo di testa di De Murtas, quindi il pallone per Alessio De Murtas, la sventagliata dall'altra parte, ci arriva Corona, scivola Pibiri, riesce comunque a servire Zonca che mette in profondità per Pibiri. Attenzione, contropiede interessante per il Santa Giusta. Pibiri, salta Emerson, salta anche Alessio De Murtas che poi recupera la posizione, esce Ruggiu, fa suo il pallone, c'è il calcio di rigore per il Santa Giusta. Mima il fallo di mano il signor Piras e assegna la massima punizione alla squadra ospite. Stefano De Murtas in caduta tocca il pallone con il braccio e dunque stavolta dagli 11 metri ci va la squadra ospite. Il calcio di rigore in favore del Santa Giusta, non ha avuto dubbi il signor Piras, che era lì a pochi metri, nel concedere la massima punizione al Santa Giusta. Dovrebbe essere Jesu incaricato alla battuta, ma si avvicina anche Corona nei pressi dell'area di rigore, ma forse solo per discutere con l'arbitro. C'è qualche problema infatti per Parisi, per il portiere del Santa Giusta, che comunque è in grado di ripartire, insomma, di riprendere il gioco. Mentre Jesu si avvicina al dischetto, c'è Ruggiu, invece va a sistemarsi in porta. Fischi del Frogheri con Jesu che prende la rincorsa, fischio del signor Piras, parte Jesu, spiazza Ruggiu e il Santa Giusta trova il pareggio al minuto 19, esultanza polemica di Jesu verso la curva nord. 1-1 qui al Frogheri, tutto da rifare per la Nuorese che aveva trovato il vantaggio con Andrea Piredda. Qualche polemica in campo per l'esultanza un po' irriverente di Andrea Jesu verso la curva dei tifosi della Nuorese. Atteggiamento non gradito dai giocatori e dalla panchina della Nuorese, neanche dal pubblico. Gioco che riprende con Stefano De Murtas che gioca su Puddu. Da Puddu ancora Stefano De Murtas, la pressione di Piras, gioca su Puddu. Quindi Manfredi, porta palla Manfredi, palla in profondità, cercare Piredda. In netto anticipo Pavcic, Franco Ruggeri prova a limitare l'azione per la Nuorese. Da Ruggeri a De Murtas, pallone tra le linee per Passalenti, il suo colpo di testa manda fuori tempo Piredda, pallone che arriva dalle parti di Lorenzo Parisi. Osserva il piazzamento di compagni Parisi, invita i suoi compagni a salire, batte lungo Parisi nella zona di Jesu, anticipato. Quindi Emerson gioca all'indietro su Ruggiu. Ruggiu per Emerson. Da Emerson a Leonel Manfredi. Porta palla il difensore argentino, poi scarica a sinistra dove c'è Puddu, la sterzata di Puddu, quindi Alessio De Murtas deve girarsi su Tedesco. Ora De Murtas in possesso palla, prova a servire a sinistra Puddu, il pallone buono, pallone al centro, c'è il colpo di testa e Piredda riporta avanti la Nuorese.
si fa trovare pronto Andrea Piredda, ancora lui, ancora Andrea Piredda. 21esimo minuto di gioco, la Nuorese trova il vantaggio. L'iniziativa sulla sinistra, il cross di Puddu con il destro, Piredda di testa all'angolino e Nuorese che al 21esimo trova nuovamente il vantaggio. Partita divertente oggi qui al Franco Frogheri, con tanti gol, neanche metà del primo tempo, ne abbiamo già visti 3, di cui 2 dal dischetto. Grande protagonista Andrea Piredda che aveva portato in vantaggio la Nuorese al 7° minuto, poi il pareggio di Jesu su calcio di rigore al 16° e poi Piredda di testa riporta avanti la Nuorese. Intanto ancora la squadra verde-azzurra che riconquista il pallone con passalenti, ma c'è stato in precedenza il fischio dell'arbitro a comandare un calcio di punizione in favore del Santa Giusta con Fernandez sul pallone. Pavcic gioca all'indietro su Corona, c'è la pressione di Piredda, Corona scarica a sinistra dove c'è Zonca, da Zonca a Piras, passaggio impreciso recuperato da Steri, quindi ancora Piredda, spazio adesso la Nuorese, qui la chiusura per un attimo di Piras, Piredda torna in possesso di palla, Steri apre a destra su Rivera, Rivera mette il pallone sul sinistro, poi gioca su Stefano De Murtas, ancora Rivera, il colpo di tacco di Passalenti, a cercare Rivera, De Murtas non arriva sul pallone, ci arriva Corona, quindi Rivera protegge l'uscita in fallo laterale. Sarà rimessa per la Nuorese, qualche applauso anche dalla tribuna. Emerson batte lungo, c'è la chiusura di Caballero in calcio d'angolo, corner per la Nuorese. Lo stesso brasiliano ad andare dalla battuta, col sinistro a rientrare. Va Emerson, Jesu di testa mette il pallone fuori, sarà rimessa per la squadra di casa. Ora con Emerson la gittata lunga, a cercare Piredda anticipato da Corona, prova a uscire il Santa Giusta con Zonca, ma chiude tutto la Nuorese. Qui De Murtas, il pallone per Passalenti di tacco, a cercare ancora Alessio De Murtas, legge bene la situazione Zonca, mettendo in out, sarà rimessa per la Nuorese. Prova a chiudere il Santa Giusta la propria metà campo. Ancora Emerson, intanto il signor Piras ferma il gioco e va a redarguire mister Ruggeri. Tante omonimie nella Nuorese con i De Murtas, Stefano e Alessio, quindi fratelli Franco e Mauro Ruggeri, i fratelli a cui si aggiunge poi mister Ruggeri che non è parente, e poi i Manfredi, Leonel che è adesso in campo ed Emiliano portiere in panchina. Manfredi, suo lancio lungo a cercare Piredda, si rinnova il duello con Pavcic, Piredda prende posizione, poi non riesce a controllare questo pallone che finisce tra le braccia di Lorenzo Parisi. Il rinvio di Parisi a cercare Jesu, l'anticipo su Piredda, Emerson va a chiudere su Pibiri, quindi prova a alimentare l'azione di Santa Giusta con Zonca. Pibiri, la posizione è regolare, aspettavano una chiamata i giocatori della Nuorese, così non è stato. Pibiri prova a girarsi su Rivera, in raddoppio De Murtas, serve Emerson che lancia in avanti, quindi Piredda ancora a prendere posizione sui centrali del Santa Giusta. Piredda non riesce a tenere il pallone, attenzione, cartellino giallo per Piredda, qui un'ingenuità del centravanti della Nuorese che spedisce il pallone lontano. Mano al cartellino per il signor Piras e cartellino giallo per Piredda.
veramente un'ingenuità dell'attaccante verde-azzurro. Riparte il Santa Giusta con Zonca, lo stop di Steri, da Steri a De Murtas, ancora per Piredda in controtempo. Era una buona idea quella di Alessio De Murtas, non ha calibrato bene il passaggio, ma Piredda mette sicuramente grande pressione ai due centrali di difesa del Santa Giusta. Qui il rinvio di Piras, il duello aereo tra Jesu e Manfredi, in qualche modo recupera palla la Nuorese con Emerson, quindi Stefano De Murtas gioca su Puddu, qualche difficoltà nel disimpegno, quindi arriva in soccorso Ruggeri. Puddu protegge il pallone da Daiava, poi lo gioca all'indietro su Manfredi che spedisce lontano dalle parti di Piredda, altro duello con Pavcic. Piredda riesce a servire di testa De Murtas, c'è la chiusura di Corona, alimenta l'azione la Nuorese con Ruggeri che gioca su Stefano De Murtas, da questi a Puddu, ancora Stefano De Murtas che gioca all'indietro dove c'è Leonel Manfredi. Manfredi osserva il piazzamento dei compagni, poi va da Ruggiu. Ruggiu gioca ancora su Manfredi, quindi Puddu a sinistra. Puddu pressato da Daiava, deve tornare indietro e si porta anche il pallone fuori. Sarà rimessa in favore del Santa Giusta. Siamo al 28esimo minuto al Franco Frogheri e avanti la Nuorese per 2-1, la doppietta di Andrea Piredda, primo su calcio di rigore al 7° e poi al 21esimo, nel mezzo il provvisorio pareggio siglato da Jesu, sempre dal dischetto. Fernandez dalla linea laterale scambia con Jesu, prova a far proseguire in avanti il numero 10 del Santa Giusta, non ci riesce, recupera palla la Nuorese con Emerson che gioca su Alessio De Murtas, all'indietro per Rivera. Rivera per Emerson, lascia scorrere per Manfredi. Sale la pressione del Santa Giusta, De Murtas deve proteggere sull'arrivo di Caballero. De Murtas gioca su Manfredi, ancora per Stefano De Murtas. De Murtas in avanti a cercare Piredda, lo stop elegante di Piredda, mette in movimento Alessio De Murtas, fraseggio della Nuorese che arriva a destra con Rivera. Rivera per Alessio De Murtas, quindi passa lenti, fermato fallosamente dall'intervento di Davide Tedesco, sarà calcio di punizione in favore della Nuorese, tre quarti campo di destra. Sale ancora Emerson per la battuta. Grappolo di uomini al limite dell'area di rigore, vediamo se Emerson metterà il cross o andrà al tiro. Intanto Emerson chiede il rispetto della distanza, si avvicina all'arbitro che dà torto di fatto al brasiliano, considerando quella distanza tutto sommato corretta, anzi no, fa fare qualche passo indietro adesso il signor Piras ai due giocatori della barriera del Santa Giusta. La battuta di Emerson verso il secondo palo, qui due giocatori del Santa Giusta si scontrano e concedono l'angolo alla Nuorese con De Murtas e Passalenti che si avvicinano alla bandierina di sinistra. Lo scambio corto, Passalenti, converge Passalenti, inseguito da un giocatore del Santa Giusta, da Tedesco. Passalenti riesce a mettere il pallone al centro, Corona lo mette fuori, Rivera prova ad alimentare l'azione per Piredda in posizione di fuorigioco. Sembrata abbastanza chiaro l'offside, corretta la chiamata del signor Luca Casula di Carbonia, primo assistente di questo Nuorese Santa Giusta. Tanto Parisi fa salire i suoi compagni, gioca in avanti Parisi dalle parti di Jesu, il colpo di testa per Pibiri, palla fuori. Intanto altro battibecco tra Jesu e mister Ruggeri.
atteggiamenti che non sono niente di che, ma che irretiscono un po' il pubblico del Frogheri. Tanto Piredda non riesce ad agganciare la rimessa di Emerson e dunque sarà rimessa per il Santa Giusta. Stiamo per entrare nel 32esimo minuto, 31esimo in corso ancora al Franco Frogheri. E attenzione al recupero di Steri, mette in movimento Piredda, pallone di ritorno per Steri, rischia qualcosa Corona in questo contrasto con il centrocampista della Nuorese. Si prosegue con Passalenti chiuso nel reticolo dei giocatori del Santa Giusta, che adesso prova a ripartire con un lancio lungo per Jesu, intercettato da Emerson, quindi Stefano De Murtas gioca su Leonel Manfredi, a sinistra per Puddu. Puddu gioca centralmente per Stefano De Murtas, quindi il pallone in verticale per Piredda, legge bene la situazione Pavcic, quindi Dajava prova a ripartire il Santa Giusta, qui il fallo di Puddu su Dajava, arriva un altro cartellino giallo, stavolta all'indirizzo di Puddu, intervento in ritardo dell'esterno sinistro della Nuorese, che insieme a Piredda finisce sul taccuino dei cattivi. Calcio di punizione per il Santa Giusta con Pavcic sul pallone. Pavcic scambia con Piras, pallone in avanti, Dajava, quindi Tedesco prova a servire di nuovo Dajava, chiude la Nuorese, poi Tedesco si rifugia in fallo laterale, rimessa in favore dei verdeazzurri. Manfredi sul pallone, batte lungo a cercare la testa di De Murtas, quindi Alessio De Murtas difende palla, gioca su Passalenti, numeri di Passalenti che prova a passare tra tre giocatori del Santa Giusta, alla fine viene chiuso, riparte la squadra ospite con Dajava, quindi Caballero apre nella zona di Pibiri, c'è Rivera davanti a lui, si ferma Pibiri, pressato da De Murtas irregolarmente. Secondo il signor Piras, calcio di punizione per il Santa Giusta. Sul pallone Caballero, tra le linee c'è Pibiri, Pibiri prova a innescare Dajava, chiude tutto Emerson, riparte la Nuorese con Alessio De Murtas, invita all'azione Puddu, Puddu la sterzata su Jesu, palla ancora per Alessio De Murtas. Non ha alternative, gioca all'indietro su Manfredi, da Manfredi a Emerson, il lancio di Emerson a pescare Rivera sul settore di destra, lo stop di Rivera, l'intervento di Caballero irregolare, arriva un cartellino giallo anche per un giocatore del Santa Giusta, ammonito Caballero. È rimasta a terra Nacho Rivera dopo questo contrasto, necessario l'intervento dalla panchina della Nuorese. Ne approfitta qualche giocatore verde-azzurro per andare a dissettarsi, ne approfitta anche Davide Piras per il Santa Giusta. Cronometro che continua a scorrere, siamo al 35esimo, quasi 36esimo di un primo tempo giocato su ottimi ritmi da entrambe le squadre. Il Nuorese che sicuramente ha fatto maggiormente la partita, ha creato un maggior numero di occasioni. Santa Giusta che però riesce a tenersi in partita, lo ha fatto con il calcio di rigore realizzato da Jesu al 16esimo minuto.
Poi Nuorese brava a trovare subito il gol del nuovo vantaggio. Tanto per il momento è fuori Rivera, Emerson batte su Passalenti, di suola Passalenti, fa passare il pallone dove c'è De Murtas, da De Murtas a Franco Ruggeri, per un attimo pensa al tiro, lo effettua con il destro, attenzione alla ripartenza del Santa Giusta, l'intervento prezioso di Steri, poi è ancora la Nuorese con Piredda, chi ci prova è Pavcic a respingere il pallone, Steri alimenta l'azione su Alessio De Murtas, la sterzata di Alessio De Murtas, i giochi di gambe, va via De Murtas molto bene, poi Puddu subentra nell'azione, protegge il pallone Puddu e poi scarica a sinistra su Steri. Steri ancora per Puddu, entra in area di rigore Puddu, mette il cross basso, legge bene la situazione Cavaliero, poi Daiava butta via il pallone che viene recuperato da Steri, intanto Rivera chiede di rientrare in campo, l'arbitro autorizza in questo momento. Quindi Emerson gioca su Stefano De Murtas, il lancio in avanti a cercare Piredda, prima di lui Corona che appoggia per Parisi, riparte il Santa Giusta con Pibiri, ha spazio per avanzare dalla sinistra del Santa Giusta, davanti a lui Jesu, Pibiri porta palla, forse lo fa troppo e attenzione perché qui per par condicio viene ammonito anche Massimo Pibiri, stesso provvedimento disciplinare che ha avuto Piredda nei minuti precedenti. L'arbitro non transige su queste perdite di tempo, lo ha fatto con il numero 11 della Nuorese, lo fa anche adesso con il numero 7 del Santa Giusta. Battuta di Emerson, Piredda prova a far proseguire per Passalenti, pallone che esce, la rimessa è per la squadra ospite. Zonca gioca in avanti, c'è Rivera di testa, quindi Tedesco, Emerson in anticipo, il suo pallone finisce sulla schiena di Jesu e poi sui piedi di Alessio De Murtas che gioca su Puddu, Puddu all'indietro per Manfredi, Manfredi ancora per Puddu, Puddu gioca su Emerson di prima intenzione per Stefano De Murtas, De Murtas a Rivera, quindi Emerson gestisce con calma il pallone alla Nuorese, poi Emerson lancia verso Piredda, pallone troppo lungo. Esce Parisi al limite dell'area di rigore, batte corto su Corona, da Corona a Zonca. Zonca all'indietro su Corona, quindi pallone in avanti a cercare Pibiri, in anticipo Rivera, quindi il colpo di testa di Passalenti che dialoga con De Murtas, poi Passalenti prova a giocare in avanti su Piredda, la chiusura di Corona, prova a ripartire il Santa Giusta con Piras che apre sulla destra per Fernandez, ha spazio Fernandez per avanzare, quindi Pibiri, il dialogo con Daiava, Daiava contro Puddu, converge Daiava, mette il pallone sul sinistro, il pallone poi viene gestito da Pibiri, fermato da Emerson irregolarmente, sarà calcio di punizione dal limite dell'area in favore del Santa Giusta, le proteste di Emerson che aveva cinturato Massimo Pibiri. Va a sistemare la barriera Ruggiu, è una posizione molto interessante questa, siamo 1,2 metri massimo oltre la linea dei 16 metri, barriera folta per la Nuorese sul pallone Davide Piras, si avvicina anche Caballero, sembra invece disinteressarsi Jesu. Sistema la barriera Ruggiu, 4 uomini con Fernandez in azione di disturbo. Fischio del direttore di gara. La battuta alta sopra la traversa di Davide Piras. Era una buona occasione questa per il Santa Giusta. Non l'ha capitalizzata al meglio il numero 11 della squadra oristanese.
Si resta sul 2-1 quando siamo al 41esimo del primo tempo. Riparte la Nuorese con De Murtas a Puddu, quindi Alessio De Murtas si gira su Piras, poi gioca su Franco Ruggeri, quindi Steri. Si gira Steri, gioca su Stefano De Murtas, la pressione di Daiava, esce bene De Murtas che gioca sull'omonimo Alessio, all'indietro per Puddu, ancora Alessio De Murtas, quindi Steri, Manfredi lungolinea per Stefano De Murtas, di tacco a servire Steri, quindi Alessio De Murtas in avanti per Piredda che non riesce ad agganciare, pallone appena lungo ma l'idea era buona per Alessio De Murtas, pallone sul fondo, parte il Santa Giusta con Pavcic a Fernandez sul settore di destra, lancio lungo a cercare Jesu, prima di lui Manfredi, da Manfredi a Steri, scambio con Stefano De Murtas, tra le linee pescato Alessio De Murtas, quindi Steri attende l'inserimento di Rivera che arriva forse un po' tardivo, quindi Stefano De Murtas dentro per Piredda, il colpo di testa che non c'è, palla appena alta, quindi Fernandez protegge l'uscita del pallone, pericolosa la Nuorese al 43esimo minuto. Bello l'inserimento di Piredda, palla appena alta, riparte il Santa Giusta con Zonca. Pibiri, il duello con Rivera, Pibiri gioca all'indietro su Caballero apre a destra dove c'è Fernandez in avanti c'è Daiava, quindi Tedesco all'indietro per Pavcic, da Pavcic a Piras, pressato da Passalenti che gli porta via il pallone che diventa buono per Piredda, c'è De Murtas davanti a lui, Piredda in un primo momento lo ignora, poi serve il numero 14, De Murtas, il velo di Piredda, Steri serve Stefano De Murtas dentro per Piredda, stavolta completamente sballato il cross che finisce a fondo campo, ma guadagna comunque gli applausi del suo pubblico la Nuorese, che ha fatto praticamente la partita per tutto il primo tempo. Santa Giusta che comunque di rimessa è riuscito in un paio di occasioni a rendersi pericoloso come in questa circostanza. Intanto c'è il fuorigioco di Jesu, l'assistente non ha atteso che Jesu potesse entrare in possesso palla, comandato subito calcio di punizione alla Nuorese il signor Piras. Intanto lancio di Emerson a cercare Puddu, in anticipo Fernandez, quindi qua ottimo recupero da parte di Ruggeri, tentato di servire Puddu, quindi Fernandez, Alessio De Murtas dietro per Manfredi, Stefano De Murtas ancora per Manfredi, in avanti a cercare Passalenti prova a liberarsi dalla pressione di Pavcic, gioca ancora all'indietro, lancio di Stefano De Murtas, in avanti a cercare Puddu, non si fa sorprendere Fernandez, quindi Pavcic in qualche modo recupera palla il Santa Giusta con Daiava che va via Stefano De Murtas, il fallo però è di Daiava, fallo di mano, non c'era infrazione nell'intervento di Stefano De Murtas. Intanto pronto il recupero, dovrebbe essere un minuto di extra time per quanto riguarda questo primo tempo. De Murtas apre su Nacio Rivera, porta palla Rivera, servito Passalenti, dietro per Emerson, Ruggeri, tentativo di servizio in profondità, Caballero con il corpo, prova a ripartire il Santa Giusta ma chiude tutto la mediana della Nuorese con Ruggeri che serve all'indietro Manfredi, quindi Ruggiu, Stefano De Murtas, Emerson, ancora per Stefano De Murtas, Passalenti, lascia scorrere per Steri, da Steri a Rivera, prova a distendersi adesso la Nuorese che prova un ultimo attacco, si ferma Rivera, a centrocampo c'è Ruggeri, gioca all'indietro su Emerson in avanti a cercare Steri che si è allargata a destra,
Steri per Rivera che invece si è centrato, incespica sul pallone Nacho Rivera, recupera il Santa Giusta solo per un attimo perché Steri arriva in anticipo su Piras. Ancora possesso palla per la Nuorese con Emerson. Emerson gioca in avanti dove c'è Steri, si fa vedere passa lenti sulla destra. Steri mette il cross, la respinta del Cavaliero sarà rimessa laterale, vediamo se la Nuorese riuscirà ad ultimare questo attacco, se arriverà prima il duplice fischio del signor Piras. Abbiamo Rivera sul punto di battuta, arriva adesso il fischio che mette fine alle ostilità per questi primi 45 minuti. Nuorese avanti per 2-1, la doppietta di Piredda al 7° e al 20° minuto, nel mezzo il gol di Jesu al 16°. Ci fermiamo per un quarto d'ora circa e poi torneremo per raccontarvi il secondo tempo di Nuorese Santa Giusta.
Entriamo dal Franco Frogheri per il secondo tempo di Nuorese Santa Giusta, 13ª giornata del campionato di promozione Girone B. La capolista nuorese ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 grazie alla doppietta realizzata da Andrea Piredda, il primo gol su calcio di rigore al 7°, il secondo al 21° dopo il provvisorio pareggio della squadra ospite realizzato da Jesus sempre dagli 11 metri. Santa Giusta che batterà questo calcio d'inizio nel corso del secondo tempo. Santa Giusta in maglia nera con inserti e numerazione gialla, attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione. Nel classico verde-azzurro invece la Nuorese, gli addetti allo staff degli staff stanno prendendo posto nelle rispettive panchine. Ancora qualche secondo prima della ripresa del match. Nuorese che prima di questa gara guidava la classifica del campionato di promozione a 26 punti, un punto in più dell'Usinese. Intanto partiti per quanto riguarda il secondo tempo, ma fa rettificare l'arbitro. Si deve ripartire. Giocatori nelle rispettive metà campo. E adesso si parte ufficialmente per il secondo tempo di Nuorese Santa Giusta. Subito Cavaliero spedisce il pallone in avanti, il duello qui tra Fernandez e Puddu. Guadagna la rimessa laterale il terzino sinistro della Nuorese. Suo l'assist per Piredda per il gol del 2-1. Ed è ciò che fa ben sperare di questo nuovo ciclo della Nuorese, partito a metà agosto quest'anno, targato Gianni Pittorra con il direttivo della cosiddetta carica dei 101, e proprio il ricorso a tanti elementi locali già pronti per affrontare il campionato di promozione, insieme a loro ovviamente elementi di comprovata esperienza come il giocatore che adesso era in possesso palla, Alessandro Steri, che ha guadagnato una rimessa laterale. Si riparte da Rivera sul settore di destra. Rivera lascia Emerson, oggi centrale di destra nello scacchiere proposto da mister Luca Rosani, che deve far fronte all'assenza di Peana per questa partita. Peana squalificato. Intanto Zonca mette il pallone fuori, la Nuorese guadagna diverse decine di metri, si porta sul fronte d'attacco la squadra verde-azzurra. Cesteri sul pallone, si avvicina Ruggeri a ricevere, lo scambio tra i due centrocampisti. Steri ancora per Ruggeri, prova a guadagnare il fondo, fermato da Cavaliero, riparte il Santa Giusta. Qui una manata ai danni di Piras, viene sanzionata dall'arbitro con il calcio di punizione in favore degli ospiti. Tanto qualche movimento sulla panchina della Nuorese, vediamo Fabio Cocco oggi escluso dall'11 iniziale, vediamo anche Mauro Ruggeri pronto a entrare. Ci sono anche due giocatori del Santa Giusta, riconosciamo Cristian Laconi. Tanto Ruggiu esce dall'area di rigore, poi gioca con Emerson, mette il pallone in avanti Emerson, anticipato De Murtas dall'intervento di Fernandez, che poi subisce fallo. Calcio di punizione a favore del Santa Giusta. È partito con maggior decisione il team allenato da Nicola Lampis, chiamato a dover recuperare nuovamente il risultato. Qui Piras apre a sinistra dove c'è Pibiri, Pibiri prova a superare Rivera, non abbocca alle finte l'esterno argentino che mette il pallone in out. Sarà rimessa laterale in favore del Santa Giusta con Zonca che si avvicina al punto di battuta, mentre sembra pronto il primo cambio, forse anche due, della squadra ospite. Dovrebbe essere anche la volta di Luca Luzzu, intravediamo il numero 13 sotto la pettorina, quindi Luzzu e Laconi pronti a entrare per il Santa Giusta. Riparte dalle retrovie la Nuorese con Emerson che gioca su Manfredi, palla lunga, Piredda lo protegge dall'intervento
di Pavcic, poi sbaglia l'apertura per Steri, che applaude comunque le intenzioni del compagno. Riparte il Santa Giusta con Zonca, scambia con Pibiri, dietro ancora su Caballero. Caballero uno dei 4 ammoniti nel corso del primo tempo insieme a Pibiri. Per la Nuorese invece Piredda e Puddu. Il lancio di Fernandez, Emerson in anticipo su Piras, ancora Fernandez, Jesu, Tedesco, Jesu, pallone di ritorno che arriva in qualche modo da Java, poi sbaglia la misura del passaggio da Java, recupera Steri che lancia in profondità per Piredda, la posizione di Piredda è regolare, Piredda, il pallonetto, la tripletta di Andrea Piredda che va a esultare sotto la curva. L'intuizione di Steri che pesca Piredda sullo scatto, niente da fare per Parisi, scavalcato dal pallonetto, seconda tripletta di stagione per Andrea Piredda che va a prendersi l'applauso del quadrivio. Nuorese 3, Santa Giusta 1 al quinto minuto della ripresa. Proprio nel momento in cui mister Rampis stava provando a ridisegnare la squadra con un paio di cambi, è arrivato il gol del 3-1. Tutto il repertorio di Andrea Piredda in questa tripletta che sta per ora determinando il risultato del match. Intanto fuori Piras e dentro Laconi, quindi entra anche Luzzu. Non abbiamo visto il giocatore fuori Zonca e dentro Luzzu. Abbiamo persi il secondo giocatore che ha lasciato il campo. Ce lo ricorda prontamente lo speaker dello Stadio Frogheri. Gioco che riprende, Nuorese adesso avanti di 2 gol, 3-1 il punteggio. Gara nel segno di Andrea Piredda. E ancora Santa Giusta con Pibiri, il duello con Rivera che si rinnova, le sterzate di Pibiri, arriva Steri in soccorso ma non c'è bisogno perché Rivera fa tutto da solo, compreso spedire questo pallone in out, rimessa laterale a favore del Santa Giusta che adesso deve fare ancora qualcosa in più per tornare in partita. E la battuta lunga a cercare Pibiri. Protegge il pallone Pibiri, c'è Jesu vicino a lui ma c'è soprattutto Emerson che va a chiudere. Emerson poi ha un eccesso di confidenza ma gli lasciano il pallone lì, allora può ancora impostare il giocatore brasiliano con De Murtas che serve Passalenti. La Passalenti a Rivera, Rivera dietro per Ruggiu, quindi Leonel Manfredi. Osserva il piazzamento dei compagni Manfredi, poi gioca ancora all'indietro sul suo portiere, scambia ancora con Manfredi, pallone in avanti, l'anticipo di Pavcic, poi Luzzu, servito da Java, a spazio da Java, ci prova con il sinistro, palla abbondantemente a lato. C'era tanto spazio sia per andare a concludere ma anche per avanzare per il numero 8 del Santa Giusta. Ha scelto il tiro immediato, conclusione da dimenticare per Marco Daiava. Rimessa Nuorese sul pallone Emerson che decide di battere lungo nella zona di Piredda. Corona lo anticipa fallosamente. Sarà calcio di punizione per la Nuorese e c'è la munizione per Corona. Tanto viene richiamata la panchina verde-azzurra per soccorrere Andrea Piredda. Corona è il quinto ammonito di giornata. Forse un problema alla spalla per Andrea Piredda a seguito del contrasto aereo con Corona.
Si rialza l'autore della tripletta che sta determinando il risultato di questo match. Niente di grave per Andrea Piredda, che va a riconquistare il suo posto sulla prima linea. Emerson gioca corto su Passalenti, che deve impegnarsi per tenere il possesso del pallone, ci riesce, gioca su De Murtas, ancora per Emerson, De Murtas lascia scorrere per Passalenti, a destra per Steri, Steri fa proseguire per Alessio De Murtas, ancora all'indietro su Steri, quindi De Murtas dentro per Steri, l'inserimento del numero 4, legge bene la situazione Corona, deve essere pericoloso Alessandro Steri. Quindi De Murtas gioca all'indietro su Alessio De Murtas, un rimpallo non lo favorisce, recupera Cavaliero, a sua volta Stefano De Murtas tocca questo pallone che entra però nella disponibilità del numero 20 Laconi, uno dei nuovi entrati. Laconi gioca questo pallone pressato da De Murtas che glielo mette in out, sarà rimessa laterale in favore della squadra ospite. Tanto si prepara anche il numero 18 Giacomo Misca lì nella zona del riscaldamento. 3 giocatori invece per la Nuorese. Tanto l'ultimo tocco qui è di Pavcic, sarà, anzi si trattava di un altro giocatore del Santa Giusta, dovrebbe essere tedesco. Fatto sta che sarà rimessa laterale in favore della Nuorese. 11° minuto in corso qui al Franco Frogheri, 3-1 in favore della squadra verde-azzurra. Steri di testa a far proseguire per Piredda, qui pasticcia un po' la difesa del Santa Giusta, recupera Alessio De Murtas, di tacco prova a servire Passalenti, pallone che non passa, Rivera mette in out, rimessa in favore del Santa Giusta. Nuorese che adesso manovra con Manfredi. Recupera per un attimo Caballero, ma De Murtas gli porta via il pallone. De Murtas lancia in avanti per Piredda, posizione di offside, neanche ravvisata dall'assistente perché Piredda non poteva mai arrivare su questo pallone. Lasciato correre, rimessa in favore del Santa Giusta. Nuorese che riconquista il pallone con Manfredi, colpo di testa di Tedesco, quello di Ruggeri. Quindi Pavcic, De Murtas, qui Daiava con un po' di difficoltà prova a uscire Santa Giusta con Luzzu che serve Caballero, palla in avanti a cercare Luzzu, dentro per Laconi, quindi Fernandez che nel frattempo si è spostata a sinistra, ha recuperato la Nuorese, qui forse un fallo su Passalenti, lascia correre l'arbitro. Quindi Pibiri sul settore di sinistra, Pibiri riesce a mettere il pallone al centro, intercettato da Emerson che qua rischia qualcosa, recupera palla il Santa Giusta con Laconi, Laconi prova lo scambio con Pibiri, Emerson frappone il corpo e poi mette fuori a cercare Alessio De Murtas, a spazio il numero 14 della Nuorese, si ferma perché Piredda nel frattempo era finito in fuorigioco, quindi gioca dall'altra parte Alessio De Murtas per Stefano De Murtas. Ancora Alessio De Murtas, va via un avversario, guadagna la 3/4 Alessio De Murtas, c'è Puddu che si sta sovrapponendo da sinistra, l'ha cercato con l'esterno Alessio De Murtas, chiude la difesa del Santa Giusta, qui Manfredi chiude su Laconi, quindi finisce a terra Passalenti, calcio di punizione in favore della Nuorese. Intervento in ritardo di Caballero, intanto
Pronto un cambio per la Nuorese, sta per entrare Fabio Cocco con il numero 10, gli lascerà il posto Passalenti. Nuorese che manovra comunque sulla destra con Steri. Steri protegge il pallone, poi lo gioca all'indietro su Stefano De Murtas, impreciso il passaggio a cercare proprio Passalenti, che adesso lascerà il campo per far spazio al capitano verde-azzurro. Esce Passalenti, entra Cocco al 15° minuto della ripresa. Solita partita di sostanza per Augustin Passalenti. In campo Cocco, giocatore dalle caratteristiche diverse, diciamo più mediano Passalenti. Cocco trequartista ed esterno, va a sistemarsi nei pressi di Piredda, insomma nel ruolo di seconda punta. Pavcic, c'è subito Cocco in pressione. Pavcic tocca su Ruggeri, ha già recuperato palla la Nuorese. Ruggeri, De Murtas, ragiona troppo De Murtas, chiude Caballero, poi a sua volta interviene Stefano De Murtas, quindi Puddu fa proseguire a sinistra per Cocco. Cocco pressato da Pavcic, tocca su Puddu per Stefano De Murtas, quindi Ruggeri, si allunga troppo il pallone, interviene Dajava che mette il pallone in fallo laterale, rimessa Nuorese. C'è Puddu, gioca su Cocco, quindi Dajava interviene in maniera sporca ma comunque efficace, ma sbaglia qui Pavcic, libera il pallone per Cocco che prova ad aprire dall'altra parte, non è precisa questa apertura, riparte il Santa Giusta che sta facendo un po' di fatica a uscire, lo fa in questo momento con il pallone per Jesu, fermato in posizione irregolare il numero 10 del Santa Giusta, ancora una volta beccato dal pubblico, i postumi di quell'esultanza un po' polemica nei confronti del pubblico nuorese in occasione del gol del momentaneo pareggio. Tanto Emerson lancia in avanti per Steri che addomestica il pallone, poi apre a destra dove c'è De Murtas, la chiusura di Fernandez in out, guadagna metri la Nuorese, intanto sale Rivera, batterà De Murtas, si fa vedere Stefano De Murtas, cambio fallo, errore scolastico fischiato ad Alessio De Murtas, rimessa laterale invertita con Fernandez che gioca in avanti per Jesu, l'anticipo di Jesu ma recupera la Nuorese con Alessio De Murtas, quindi Rivera dietro per Stefano De Murtas, la pressione di Jesu non è fallosa ma butta via il pallone di Santa Giusta, poi Emerson lancia in profondità a cercare Puddu che si inserisce da sinistra, riesce a tenere il pallone in campo ma lo riconsegna a Santa Giusta. Dajava gioca su Tedesco in avanti a cercare Laconi, fermato dalla chiusura di Ruggeri che serve Cocco, mette a terra il pallone Cocco, quindi Puddu ancora per Cocco, gli tocca via il pallone Luzzu, lo rende disponibile per Caballero ancora per Luzzu, c'è la pressione di Cocco, qui il duello tra Puddu e Laconi, tiene palla il giocatore del Santa Giusta, quindi Dajava gioca su Luzzu, scambio con Jesu, triangolazione che si chiude, Luzzu apre dall'altra parte, chiude Alessio De Murtas che serve Cocco, ha spazio per girarsi il capitano che lancia in avanti su Piredda, la deviazione con la schiena di Davide Tedesco, riparte il Santa Giusta, Luzzu alza questo pallone su Laconi, l'anticipo di Manfredi è pulito, gioca all'indietro poi su Emerson, Leonel Manfredi, quindi lo scambio con Stefano De Murtas, Emerson tra le linee per Cocco che si fa vedere sul cerchio di centrocampo, si gira a Cocco in avanti per Piredda, qui Corona riesce a toccare il pallone, poi Pavcic interviene sul centravanti vicino al quarto gol Piredda, o perlomeno a rendersi pericoloso per realizzarlo. Intanto c'è un cambio per il Santa Giusta, pronto a entrare Giacomo Miscali,
maglia numero 18, fuori Dayawa con il numero 8. Bello l'invito di Cocco, ma altrettanto bella la chiusura in tandem di Corona, che ha sporcato questo pallone. Pavcic che poi ha trovato l'anticipo su Piredda. Ancora una volta pericoloso il centravanti verde-azzurro. Steri scambia con Rivera, prova a guadagnare il fondo Rivera, la chiusura di Caballero in calcio d'angolo. Corner per la Nuorese, sale Emerson per la battuta dalla bandierina di destra. Traiettoria dunque a rientrare, quella che andrà a disegnare il brasiliano. Tutto il Santa Giusta a protezione della propria 16 metri, fatta eccezione per Pibiri. La battuta di Emerson che va fuori su De Murtas che ci prova al volo. Emerson lascia stare il pallone perché era in fuorigioco. Ci ha provato De Murtas con coraggio, una giocata molto complicata quella di Stefano De Murtas. Parte il Santa Giusta con Pibili che gioca su Fernandez, da questi a Pavcic, fa correre a destra Tedesco. Pavcic, Tedesco centralmente per Jesu, di prima intenzione cercare Laconi, tiene la posizione Puddu, poi gioca su Ruggeri, chiude il Santa Giusta, ancora Jesu pressato da Puddu che gli porta via il pallone, quindi Piredda perde il tempo della giocata, stava scattando Cocco sulla linea dei difensori. Cocco riceve in questo momento, gioca a destra su De Murtas, c'è la chiusura di Fernandez, l'ultimo tocco di De Murtas sarà rimessa per il Santa Giusta. Caballero all'indietro su Fernandez, ancora per il numero 4 che rischia qualcosa, poi gioca su Corona, palla buttata in avanti, intercettata da Puddu. Stefano De Murtas, da Stefano De Murtas a Steri, l'anticipo secco di Caballero, prova a ripartire il Santa Giusta con questo lancio lungo per Laconi, intercettato da Emerson, quindi il duello tra Emerson e Miscali, alla meglio Emerson che gioca su Steri per Rivera, quindi Stefano De Murtas, Steri, prova a uscire con il palleggio la Nuorese, lo fa con Emerson che lancia in profondità dove c'è Piredda, lascia rimbalzare il pallone Piredda che poi prova a girarsi su Pavcic che riesce in qualche modo a fermarlo, ma ancora Nuorese in possesso palla con Ruggeri, toccato duro da Pavcic, calcio di punizione per la squadra verde-azzurra. Stiamo per arrivare a metà di questo secondo tempo, avanti la Nuorese per 3-1. Un rapido riepilogo dei gol, al 7° minuto Piredda su calcio di rigore portato in vantaggio alla squadra verde-azzurra, il pareggio di Jesu sempre dal dischetto al 16°, subito Piredda al 21° di testa per il gol del 2-1 e poi in apertura di ripresa centravanti della Nuorese segna il gol che gli permette, o gli permetterebbe se fossimo in Premier League, di portarsi il pallone a casa. Tanto si rialza Ruggeri, gioco che riprenderà con un calcio di punizione in favore della Nuorese. Sul pallone Stefano De Murtas, mentre Ruggeri è momentaneamente fuori dal campo. De Murtas gioca in verticale su Cocco, la sterzata di Cocco che va via a Luzzu, non a Tedesco, che fa rimbalzare il pallone sulle gambe del numero 10 della Nuorese, sarà rimessa da fondo campo. 24° minuto al Franco Frogheri. Lorenzo Parisi invita i compagni a salire, è alta la pressione della Nuorese, quindi prova a scavalcare il centrocampo, palla in avanti a cercare Miscali, in anticipo Emerson, quindi Steri e De Murtas giocano con Ruggeri, dietro per Manfredi,
da Manfredi ancora Ruggeri, dietro per Ruggiu, da Ruggiu a Emerson, c'è la pressione su Emerson, servito Ruggeri, qualche problema a controllare questo pallone, poi a servirlo per Manfredi interviene Miscali, la sterzata di Miscali dietro per Jesu, Jesu ha spazio per liberare il sinistro, da dimenticare, palla abbondantemente a lato, tra i fischi del Franco Frogheri, che un pizzico di rancore lo prova, ecco, possiamo dire questo. Non è stata perdonata l'esultanza dopo il calcio di rigore, lo abbiamo visto in questo frangente, mentre per il Santa Giusta ci sarà un altro cambio. Gioco intanto è ripreso, Emerson gioca ancora su Ruggeri, da Ruggeri a Manfredi, si ferma Manfredi sulla pressione di Miscali, Ruggeri ancora per Manfredi, servito Puddu, da Puddu a Emerson, Emerson per Ruggeri, esce con eleganza la nuorese, quindi Steri apre a sinistra per Cocco, Cocco lo stop di petto, la sterzata su Jesu, quindi Cocco serve centralmente Stefano De Murtas, apre a destra dove c'è Rivera, intanto è pronto a entrare Davide Sardu per il Santa Giusta, continua la manovra della nuorese, Emerson, Ruggeri, Rivera, fermato Rivera, per un attimo Miscali, ma ancora Rivera dietro per Emerson, intanto sta per entrare Mauro Ruggeri, mentre Emerson mette questo pallone in avanti, troppo lungo sia per Puddu sia per Piredda, sarà proprio Piredda il giocatore che lascerà il campo, immaginiamo ovviamente la standing ovation del quadrivio per il centravanti verde-azzurro, che anche oggi è stato determinante con la sua tripletta, la seconda di stagione dopo quella che consentì alla nuorese di rimontare dallo 0-2 fino al 3-2 contro il Porto Torres. Intanto esce Corona, il capitano del Santa Giusta, esce zoppicando Michael Corona, al suo posto Davide Sardu con il numero 17 va a prenderne la posizione in campo, e intanto esce Piredda, l'applauso del Franco Frogheri per Andrea Piredda. Al suo posto Mauro Ruggeri, continua la sagra degli omonimi qui al Franco Frogheri. Va a prendere posto in avanti Mauro Ruggeri. Cocco restituisce il pallone a Parisi, si riparte quando siamo al 27esimo minuto. Batte lungo il portiere del Santa Giusta, alle parti di Franco Ruggeri, il colpo di testa, quindi per un attimo Pavcic, poi Manfredi, servito Mauro Ruggeri tra le linee per Cocco, a spazio Cocco, affrontato da Pavcic, la sterzata di Cocco, che poi apre dall'altra parte dove c'è Steri, la chiusura di Caballero, quindi Pibiri, nuovo capitano del Santa Giusta, qui il contrasto tra De Murtas e Caballero, alla meglio il giocatore della nuorese, Franco Ruggeri, deve fermarsi perché non ha avuto un buon controllo iniziale il numero 8 della nuorese, quindi Manfredi elude l'intervento di Pibiri, poi gioca alla sua destra dove c'è Emerson, Emerson in avanti per Steri, Steri prova a far proseguire per Ruggeri, non era una cattiva idea ma pallone troppo profondo, recuperato da Parisi, gioca su Tedesco, porta palla a Tedesco, in avanti per Jesu, Jesu in avanti per Pibiri, anche questa era una buona idea, troppo lungo il pallone di Jesu, ma si era inserito bene Massimo Pibiri. Manfredi gioca in avanti, non ci arriva De Murtas, ci arriva Tedesco,
palla per Caballero, il dialogo con Laconi, chiuso in tandem da Manfredi e Steri, poi Rivera mette il pallone in avanti dove c'è Mauro Ruggeri, apre a destra per De Murtas va via a Fernandez che poi lo mette giù, ma il fallo è di De Murtas. Dunque calcio di punizione in favore del Santa Giusta. Tocca all'indietro di Fernandez per Pavcic. Ancora Fernandez adesso in posizione di centrale. Palla in avanti a cercare Pibili, imprecisa. Recupera Rivera, poi Stefano De Murtas. Alessio De Murtas. Quindi Rivera, ancora per Stefano De Murtas. Emerson. De Murtas coinvolge Ruggiu per Manfredi rischia qualcosa ma poi va via Jesu, scarica a sinistra dove c'è Puddu, si fa vedere lungolinea a Cocco, Puddu non lo serve in questo momento, la posizione di Cocco è regolare, il pallone di ritorno per Puddu, chiuso da Fernandez, poi esce Parisi che lascia il pallone lì dove c'è Puddu la mette al centro, poi svirgola il pallone, ancora Puddu, il pallone non entra. C'è tanta confusione, adesso ci prova De Murtas, chiude Caballero, ma arriva il fischio dell'arbitro, c'era la bandierina del secondo assistente alzata, sagra dell'errore nell'area piccola del Santa Giusta, un po' di indecisioni con Parisi che aveva perso il pallone, ha anche rischiato qualcosa strattonando Puddu, intanto ancora la Nuorese perché Cocco ha recuperato il pallone, lo scambia con Puddu, ancora il pallone di ritorno, Puddu mette al centro, Ruggeri non ci arriva ma c'è De Murtas dall'altra parte, ci prova De Murtas e impegna Parisi in un difficile intervento, alza sopra la traversa il portiere del Santa Giusta, in affanno adesso la squadra di Lampis, Nuorese che insiste nel tentativo di chiudere la contesa. Tanto è pronto un altro cambio per la Nuorese, sta per uscire Steri. Dovrebbe essere Pitirra il giocatore pronto a entrare. Tanto Cocco scambia con Puddu. Tiene palla a Puddu, la mette al centro, scavalcato Parisi, pallone che sta per diventare buono per Mauro Ruggeri, l'intervento di Caballero, quindi Pibiri prova ad andare via De Murtas, il massimo che ottiene è la rimessa laterale, intanto ho chiamato il cambio per la Nuorese, non uscirà Steri ma uscirà il numero 14 Alessio De Murtas. Anche De Murtas tra gli applausi ha sfiorato il gol in quest'ultima azione, al suo posto Simone Pitirra con il numero 15, altro promettente fuori quota della Nuorese, giocatore di Bono, il Caballero, lo scambio con Pibiri, pallone che torna al numero 4 che apre a destra dove c'è Tedesco serve Jesu prova a far proseguire per Tedesco, c'è la chiusura di Puddu, quindi Ruggeri sbaglia l'appoggio, pallone buono per Caballero, intervento di De Murtas su Caballero, lo costringe all'errore di fatto il centrocampista ex ossese, e Tempio, la sua ultima squadra prima del nuovo approdo a Nuoro, De Murtas che aveva già giocato 2 anni fa con la Nuorese, arrivando fino alla semifinale dei playoff con Giuseppe Cantara alla guida della squadra verde-azzurra. Intanto viene mandato un altro giocatore verde-azzurro a scaldarsi, qui la battuta profonda di Manfredi, non controlla Franco Ruggeri, regala la rimessa laterale al Santa Giusta, Tedesco scambia con Miscali, altro passaggio che non si chiude, Cocco mette in movimento Mauro Ruggeri, da questi a Steri, ancora per Ruggeri, lanciato in campo aperto Mauro Ruggeri, arriva davanti a Parisi, sbaglia Mauro Ruggeri, grande occasione per la Nuorese, poi Cocco si accontenta della rimessa laterale, altro bel invito di Steri dopo quello che ha propiziato il terzo gol di Piredda,
qui Cocco, va via Cocco a Tedesco, va via anche a Fernandez, entra in area di rigore, scarica per Ruggeri d'esterno, fermato dalla difesa del Santa Giusta che adesso prova a ripartire con Jesu e in anticipo Stefano De Murtas si prende la rimessa laterale, numero 21 verde-azzurro, gioca indietro su Manfredi, da Manfredi a Rivera, si ferma Rivera e gioca su Emerson per Leonel Manfredi, De Murtas per Cocco, lo stop di Cocco che poi gioca a destra su Steri, da Steri alla sua destra, non è ancora per il numero 4, aveva combinato con Pitirra Steri. Siamo tornati da Emerson, quindi Manfredi ancora per Emerson, sale la pressione di Laconi, fa fuori Emerson che poi gioca in verticale per Franco Ruggeri, perde palla centrocampista argentino, lo riconquista Miscali per il Santa Giusta, quindi Jesu pressato da Puddu, l'apertura intercettata da Rivera, quindi Pitirra, prova di prima intenzione a servire Steri, si inserisce Caballero all'indietro dove c'è Sardu, da Sardu a Parisi in profondità, Pibili, contrasto con Rivera, bandierina alzata per il primo assistente, fuori gioco di rientro di Massimo Pibili, calcio di punizione in favore della Nuorese quando siamo al 36esimo minuto al Franco Frogheri, è avanti la squadra di Luca Rusani con il punteggio di 3-1. Qui Emerson batte in profondità verso Cocco, scavalcato dal pallone, qui rischia qualcosa la difesa del Santa Giusta con Tedesco che gioca all'indietro su Parisi, in avanti a cercare Miscali, lo stop di Miscali, interviene Steri di testa, recupera l'ennesimo pallone l'ex centrocampista del Budoni, anche per lui un ritorno a Nuoro, addirittura il secondo. Steri era stato protagonista negli anni della presidenza Goveani con la promozione dalla Serie D alla Serie C2. Un altro ritorno di Steri c'è stato nella stagione 2020-2021 nel mini campionato a 8 squadre che si è giocato nei mesi di maggio e giugno. Intanto esce Franco Ruggeri per la Nuorese, entra il numero 18 Mattia Aru, altro giovanissimo della cantera verde-azzurra, giocatore impiegabile indistintamente nella categoria allievi e in quella juniores. Qui ancora Jesu, il duello con Puddu, da Jesu il pallone per Tedesco, converge Tedesco, serve ancora Jesu prova a sollevare il pallone, fermato da Ruggeri, quindi la chiusura di Aru che mette in movimento Mauro Ruggeri, da questi a Cocco, la sterzata di Cocco all'indietro per Puddu, si riorganizza dalle retrovie la Nuorese con Manfredi che gioca su Emerson, da Emerson a Rivera, in avanti a cercare Pitirra, lungolinea si propone Steri, pressato da Caballero, Steri prova ad andare via, si porta il pallone fuori, non è d'accordo Steri con questa decisione dell'assistente che comanda la rimessa in favore del Santa Giusta. Tanto gioco fermo con l'arbitro che va a redarguire Steri per le proteste precedenti. E c'è la munizione per forse per Steri o forse per Emerson, è stata una munizione per proteste. Attenzione, altro cartellino all'indirizzo di Emerson che viene espulso, c'è l'espulsione per Emerson per proteste.
fischi del pubblico di casa. Ha forse esagerato troppo con le proteste Emerson. Sicuramente questa è stata l'impressione dell'arbitro, che poi ha portato a questa decisione. Nuorese che giocherà dunque in 10 uomini questi ultimi 6 minuti più recupero del match. Qualche speranza in più forse per il Santa Giusta per rimettere in piedi il match. Abbandona il campo Emerson un po' sconsolato. E dunque Nuorese in 10. Indicazioni dalla panchina per mister Nicola Ruggeri, che adesso deve andare a ridisegnare l'assetto difensivo della sua squadra. Cesteri nel ruolo di centrale, tanto prova a ripartire la Nuorese con De Murtas, la De Murtas a Cocco per Mauro Ruggeri, intercetta in chiusura Sardu, quindi prova a ripartire il Santa Giusta con un pallone buttato in avanti dove non ci sono maglie nere. Cesteri che batte lungo a cercare Mauro Ruggeri a vuoto, sia lui che Sardu, non Cocco che prova a saltare Fernandez, non ci riesce. Sardu mette il pallone in out, sarà rimessa in favore della squadra verde-azzurra. Rivera per Mauro Ruggeri, anticipato, prova a ripartire adesso il Santa Giusta con Laconi che gioca alla sua destra dove c'è Tedesco, si distende il Santa Giusta, Tedesco gioca su Jesu, ancora per Tedesco, Jesu mette il pallone al centro, c'è il colpo di testa di Manfredi, poi Stefano De Murtas che gioca su Mauro Ruggeri, prova a partire la Nuorese in contropiede, Ruggeri porta a palla, chiuso da Pavcic che ci mette l'esperienza, poi Fernandez gioca alla sua destra per Jesu, tiene il pallone in campo Jesu ma perde il contrasto con Cocco, la sterzata di Cocco che poi mette il pallone fuori perché nel contrasto Jesu ha avuto la peggio. Va a sincerarsi di persona il capitano della Nuorese delle condizioni dell'avversario. 42esimo minuto al Franco Frogheri, pallone restituito dal Santa Giusta. Ruggiu, Manfredi gioca il pallone in avanti in una zona dove non ci sono maglie verde-azzurre. Tedesco prova a rilanciare ma c'è la chiusura di Steri, non perfetta stilisticamente, ma ha subito anche fallo il numero 4 della Nuorese, sarà calcio di punizione sul pallone Manfredi. Alla lunga di Manfredi a cercare Mauro Ruggeri, buono lo stop di Ruggeri che prova ad andare via a Sardu, non ci riesce ma è ancora buona l'azione d'attacco della Nuorese con Pitirra che prova ad avventurarsi in mezzo alle maglie nere, la recupera Mauro Ruggeri, entra in area di rigore, il diagonale di Mauro Ruggeri, palla sul fondo ma non di molto, occasione per la Nuorese al 43esimo minuto. La caparbietà di Pitirra e Ruggeri nel riconquistare un pallone che sembrava perso. Riparte dalle retrovie Santa Giusta, Laconi, pressato dall'intervento di Pitirra che poi gioca su Cocco, Cocco ha spazio per il tiro, Cocco pallone ribattuto, quindi Aru contende il pallone a Caballero, fallo piuttosto evidente di Mattia Aru. Calcio di punizione per il Santa Giusta che sta per operare un ultimo cambio. Pavcic gioca a sinistra dove c'è Sardu, lancio lungo di Sardu in una zona dove non ci sono compagni di squadra, esce Ruggiu, attende la pressione di Miscali Ruggiu e poi prende il pallone con le mani.
Manfredi gioca in avanti, Mauro Ruggeri scavalcato da Pavcic, poi la Luzzu, scusate, riesce a toccare questo pallone ma non a renderlo disponibile per i compagni di squadra. Attenzione perché Ruggiu perde palla in rete, ma c'è il fischio dell'arbitro, le proteste dei giocatori del Santa Giusta. Aveva riconquistato il pallone Miscali, probabilmente con un fallo o con un classico gesto d'astuzia. Non se ne capacita Miscali, che aveva messo il pallone in rete. Ha rischiato un po' la Nuorese, un eccesso di sicurezza della squadra verde-azzurra. Tanto sta per entrare il numero 16 Emanuele Cau per il Santa Giusta. Entra il numero 16 Cau. Ed esce forse Sardu, che sta abbandonando il campo dall'altra parte. Esce Sardu col numero 17, tanto 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero. Tanto la gittata di Fernandez, fermato da Pitirra, sarà ancora rimessa laterale per il Santa Giusta. Qualche brivido per il pubblico del Quadrivio per l'episodio precedente. Qui prova a involarsi Pibiri, ha saltato 2 giocatori della Nuorese, ma poi va a sbattere sul muro della squadra verde-azzurra, che adesso prova a ripartire con Mauro Ruggeri. Si sovrappone anche Pitirra sulla destra, c'è Cocco dall'altra parte, Ruggeri va in azione personale, ancora Ruggeri che scarica a sinistra per Cocco, Cocco dentro per Pitirra, non va con il tiro al volo, poi Ruggeri, il tiro di Ruggeri, palla forse sul palo esterno, azione insistita della Nuorese. Ha pensato forse per un attimo alla conclusione al volo Simone Pitirra, che poi ha appoggiato per Ruggeri. Ancora una volta vicino al gol l'attaccante argentino, buono il suo impatto sul match. Ancora Nuorese con Pitirra che gioca in verticale per Ruggeri, il duello con il numero 3 Fernandez che lo chiude. Riparte adesso il Santa Giusta con Cau fermato, ancora Nuorese con Pitirra che si lancia in avanti, perde palla, recupera la squadra ospite con Tedesco. Tanto qualche problema per un giocatore del Santa Giusta che rimane a terra, si trattava di Caballero. Azione che prosegue, Jesu gioca in avanti, la chiusura di Manfredi, quindi Aru per Stefano De Murtas, Ruggeri con la punta a servire Cocco. Si ferma Cocco che poi gioca all'indietro su Manfredi. Gestione della palla della Nuorese in questi ultimi minuti. Da Manfredi a Steri. Pallone in avanti a cercare Pitirra. Si mette davanti Caballero. Pallone difficile da domesticare per Pitirra, ma ancora Nuorese con De Murtas che apre nella zona di Cocco. Lo stop a seguire di Cocco. Legge bene la situazione Tedesco che poi spedisce in avanti nella zona di Jesu. Chiuso da Puddu, ma Jesu ci mette il fisico, finisce a terra e guadagna un calcio di punizione il Santa Giusta. Si lamenta Puddu con il primo assistente. Bisogna un po' stare attenti con le proteste, abbiamo visto una direzione di gara particolarmente suscettibile sia da questo punto di vista che da quello delle perdite di tempo. Ne hanno fatto le spese sia Piredda che Pibiri. Intanto Jesu batte verso il centro, qui un colpo di testa che esalta i riflessi di Ruggiu che in 2 tempi blocca il pallone. Riparte la Nuorese con Ruggiu che invita i suoi compagni a salire, batte lungo nella zona di Mauro Ruggeri, prima di lui il solito Pavcic che prova a giocare lateralmente dove c'è Fernandez. Da Fernandez a Miscali la posizione è irregolare, arriva adesso
la chiamata del primo assistente. Parte della squadra verde-azzurra, mentre circa 1 minuto e mezzo ancora da giocare. Cocco fa proseguire per Aru. Aru prova il gioco di gambe, messo giù con le cattive da Tedesco. Arriva un altro cartellino giallo, stavolta all'indirizzo del numero 2 del Santa Giusta. Sono 6 gli ammoniti di questa gara, più l'espulso Emerson. Sul taccuino degli ammoniti abbiamo da una parte Puddu e Piredda, dall'altra Caballero, Pibiri, Corona e adesso Tedesco. Oltre, ripetiamo, all'espulso Emerson, allontanato dall'arbitro per un eccesso di proteste. Qui De Murtas gioca su Cocco. Cocco contro Tedesco. Giochi di gambe di Cocco che poi fa filtrare per Mauro Ruggeri. Da questi a De Murtas, e finisce qui la gara del Franco Frogheri. La Nuorese vince con il risultato di 3-1 contro il Santa Giusta e mantiene la vetta della classifica in vista dell'ultimo impegno di questo anno solare, che vedrà i verdeazzurri in campo al Sai Marina di Ovoda. Nuorese che esce tra gli applausi del suo pubblico con un Piredda, mattatore di giornata, autore di una tripletta. Lo facciamo rapidamente il riepilogo di gol. Il primo al 7° minuto su calcio di rigore, poi al 16° il Santa Giusta, sempre dal dischetto, ha trovato il pari con Jesu. Al 21° il secondo gol di Piredda di testa su invito di Puddu dalla sinistra. Il terzo gol arriva in avvio di ripresa, ancora con il centravanti verde-azzurro imbeccato alla perfezione da Steri sul filo del fuorigioco. Finisce qua la gara del quadrivio, era l'ultima gara dell'anno per la Nuorese davanti al proprio pubblico. Vi rimandiamo in settimana agli appuntamenti con gli highlights e le interviste. Chiudiamo qui questa produzione di Directa Sport Live TV, ringraziando Andrea Farris per la preziosa collaborazione alle immagini e alla regia. A tutti voi un buon proseguimento di serata.